Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sanità, la nuova inchiesta su Ninni Sciacchitano, il commercialista arrestato a Palermo. Mazzette da 50.000 euro per truccare 2 appalti di forniture ospedaliere per 200 milioni a favore di alcuni imprenditori. 5 ai domiciliari, 7 interdetti dai pubblici uffici e da attività produttive. Arrestata a Catania Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia all'ergastolo, moglie di un altro boss. In città quel nome suscita ancora timore, anche se Cosa Nostra, ormai senza un unico capo, si è spartita ai settori dove penetrare con i soldi della droga e del gioco d'azzardo. 3 arresti per il sequestro lampo di un 17enne a settembre a Vittoria, nel Ragusano. Il capobanda, uno dei massimi esponenti della locale stiglia mafiosa, ma il giallo rimane. Il procuratore di Catania Curcio: non c'è la prova che sia stato pagato un riscatto. In Regione nel pomeriggio la mozione delle opposizioni di sfiducia a Schifani. Risultato scontato, la maggioranza di centrodestra voterà no compatta. Catania, dopo la maxi operazione in via plebiscito, la polizia municipale ha elevato una raffica di contravvenzioni in corso Indipendenza. Street control in azione e multe a tappeto anche in via Vittorio Emanuele. Stromboli, ci risiamo, ferito gravemente a una gamba da uno dei caproni selvatici che infestano l'isola, viene trasportato in motoape all'eliporto. Manca il personale per l'ambulanza. Scena simile nell'agosto scorso, quando il giornalista Francesco Viviano si era rotto un femore. Non c'è solo Babbo Natale ad affascinare i bambini per le feste, ora c'è pure l'elfo, un folletto birichino che di notte combina marachelle, neanche a dirsi importato dagli Stati Uniti via social. Calcio, il Catania consolida il primo posto in classifica dopo la sconfitta di ieri della Salernitana a Benevento. La grande occasione di confermare il primato passa dalla gara di venerdì al Massimino contro il Crotone. Tutti venduti i biglietti per la Curva Nord. Trovati, eccoci al nuovo scandalo sanità di Palermo. Gli indagati parlavano di generi alimentari, in realtà erano tangenti per 50.000 euro, somme pagate in contanti per truccare appalti da 200 milioni per forniture sanitarie agli ospedali del capoluogo. Manlio Viola. Ammontano a quasi 48.000 euro le tangenti che sarebbero state pagate per manipolare 2 appalti di fornitura ospedaliera a Palermo. L'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato ieri a 5 provvedimenti di arresti domiciliari e 7 interdittive dai pubblici uffici oppure da attività imprenditoriali. Lo ha deciso il GIP di Palermo Cristina Lobue dopo gli interrogatori preventivi dello scorso 13 novembre nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta scaturita dall'operazione Sorella Sanità. Uomo chiave di questa vicenda ancora una volta il commercialista Ninni Sciacchitano. Al centro delle contestazioni ci sono 2 gare, una per la fornitura e la sterilizzazione del materiale chirurgico della grande azienda ospedaliera Arnas Civico, l'altra per il servizio di noleggio e pulizia della biancheria per l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, entrambe di Palermo. Sciacchitano, commercialista e revisore dei conti, è un ex componente del collegio sindacale dell'ospedale civico e dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Per lui si tratta della seconda ordinanza di arresti domiciliari dopo quella scattata nel mese di giugno e che ha portato anche alla sua decadenza da tutti gli incarichi pubblici ricoperti anche alla regione. Il valore complessivo delle gare è pari a 200 milioni di euro. Secondo l'indagine, per favorire le aggiudicazioni attraverso turbativa d'asta, sarebbero stati pagate tangenti per 47.820 euro. Un passaggio di denaro contante documentato dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine. Delle tangenti gli indagati parlavano liberamente al telefono, ma definendole generi alimentari, un modo per dissimulare ma neanche troppo complesso da decifrare. Contestualmente, per gli imprenditori vincitori delle gare è stata disposta l'interdizione dell'attività imprenditoriale per un anno.
Arrestata a Catania Grazia Santapaola, cugina dello storico boss Nitto Santapaola. La donna era a capo della famiglia mafiosa in testa da decenni alla criminalità in città e si vantava: siamo il sangue blu della mafia. Luca Ciliberti. Grazia Santapaola non è solo la cugina dello storico capomafia ergastolano Nitto Santapaola e moglie del boss Turi Amato, capo del gruppo di via 80 Palme a Catania. Grazia Santapaola comandava ed esercitava il suo potere gestendo direttamente gli affari della cosca. Ecco perché stamattina la donna è stata arrestata dai carabinieri del ROS in una inchiesta della procura etnea. Era lei, ad esempio, che all'interno della cosca gestiva il sostentamento delle famiglie dei detenuti, gestiva gli affari illeciti anche nel centro storico di Catania e risolveva, si legge nell'ordinanza, svariate criticità con i clan rivali, definendo onore, potere e prestigio mafioso dei Santapaola. Il conflitto del 2023, ad esempio, che vide i Santapaola Ercolano contrapporsi al clan Cappello, vide anche Grazia Santapaola in prima linea. Si sarebbe mossa in difesa dell'onore della famiglia di sangue. In alcune intercettazioni, zia Grazia si vantava di essere il sangue blu della mafia, perché a Catania ancora il nome dei Santapaola comanda e incute timore. Il boss Nitto oggi ha 87 anni, da 32 anni è rinchiuso in carcere, ma il suo potere non ha subito flessioni. Nella relazione semestrale della DIA emerge che i Santapaola Ercolano hanno un proprio referente provinciale e i propri sottogruppi dislocati in ogni singolo quartiere di Catania, divenendo riferimento persino in zone come Ragusa, Siracusa, Enna e in vaste aree del Messinese. A Catania poi la mafia è presente, mutevole e interconnessa. I suoi nomi sono sempre gli stessi, noti da decenni. Oltre ai Santapaola Ercolano ci sono i Mazzei, i Cappello Bonaccorsi, i Laudani, i Cursoti milanesi, i Pillera di Mauro e i Piacenti. Ma ciò che cambia è il modello, non è più piramidale ma reticolare e orientato agli affari più che alla supremazia. I clan si spartiscono porzioni di città e settori economici, c'è chi controlla i cantieri, chi gli alloggi popolari, chi i rifiuti e le pompe funebri e le piattaforme di logistica e trasporto. Tutto è disciplinato, silenzioso, sotto traccia. Ma per tutti i soldi arrivano dalla droga e dal gioco d'azzardo. C'è una svolta nel sequestro lampo del giovane di Vittoria avvenuto lo scorso settembre. Sono stati arrestati 3 mafiosi guidati da Gianfranco Stracquadaini, che nel Ragusano voleva creare un suo gruppo criminale, una stiglia mafiosa. Adelaide Barbagallo. La mafia voleva alzare il tiro a Vittoria con una tecnica tutta nuova, il sequestro lampo, cui segue la richiesta di riscatto. Ma il sequestro del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto lo scorso 25 settembre, durato 24 ore, è stato fatale al gruppo criminale. L'azione eclatante ha subito fatto scattare le indagini della Procura distrettuale antimafia di Catania. A poco più di 2 mesi è arrivata la svolta. 3 componenti del comando sono stati arrestati. Si tratta di Gianfranco Stracquadaini, Stefano La Rocca e Giuseppe Cannizzo. Stracquadaini, pericoloso latitante, è stato arrestato lo scorso ottobre. Stava creando un proprio gruppo criminale mafioso nel Ragusano. Si era reso irreperibile dopo aver tentato di uccidere un ex collaboratore di giustizia, Roberto Di Martino, del clan Carbonaro dominante. Sono ancora tanti però i contorni della vicenda da chiarire. Il padre del giovane è un noto imprenditore del settore ortofrutticolo. Al momento non è certo se abbia pagato o meno una somma ai sequestratori. Bisogna chiarire meglio il contesto in cui è avvenuto, le alleanze criminali che ci sono alle spalle e bisogna anche completare il quadro indiziario nei confronti di altri soggetti. Dalla vicenda emerge anche come non ci sia più contrapposizione tra mafia e stiglia. Gli equilibri sembrano molto fluidi, le alleanze molto fluide e le contrapposizioni sono un ricordo del passato. Analizzando centinaia di dati, intercettazioni, tabulati, videoriprese, gli inquirenti sono riusciti a individuare il nascondiglio dove è stato tenuto il ragazzo. Le indagini proseguono per individuare altri responsabili. A Modica aveva incendiato 3 auto della Guardia di Finanza, ora è stato arrestato. È un tunisino con precedenti per un altro incendio doloso. Era pronto a darsi alla fuga, ma è ancora da chiarire il movente. Veronica Barbarino. Non
Non era la prima volta. Il tunisino, arrestato oggi per aver appiccato il fuoco a 3 auto della Guardia di Finanza, aveva precedenti penali per aver incendiato la porta d'ingresso di un centro di mediazione culturale qualche anno fa e per reati contro la persona. Il 27 novembre, si vede nelle immagini di videosorveglianza, ha dato fuoco a un'auto di servizio della Guardia di Finanza a Modica, danneggiando altri 2 veicoli parcheggiati vicino e alla facciata della caserma. Sulle motivazioni di questo grave episodio stiamo ancora lavorando, stiamo cercando di verificare se nella storia personale o nei precedenti di questo soggetto vi sia la chiave per capire la ragione di un atto così grave e così gratuito allo Stato. L'operazione congiunta della Procura di Ragusa, Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato al fermo del tunisino. È partito da Modica Alta, ripreso con una tanica di benzina in mano, ha percorso circa 15 minuti a piedi, da Modica Alta sino alla caserma, posizionando poi questa tanica sotto l'autoveicolo al quale poi ha dato fuoco, innescando l'incendio con un foglio di giornata acceso. Durante il blitz nella sua casa, il tunisino, con un coltello in mano, ha tentato la fuga saltando da una finestra, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. In casa sono stati trovati gli abiti usati nell'incendio e una valigia pronta, probabilmente per darsi alla fuga. L'arrestato ora è accusato di incendio aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Una notizia di poco fa, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone, fra cui l'ex portavoce del politico Sabrina De Capitani e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il GIP, il giudice per l'udienza preliminare, ha fissato appunto l'udienza per il 21 gennaio. Continuiamo con le nostre notizie. Nel pomeriggio all'Assemblea regionale a Palermo la mozione di sfiducia delle opposizioni al governo Schifani. La maggioranza si è già ricompattata e si prepara a bocciare il documento, che sarà alla fine solo un'occasione per le critiche di PD e 5 Stelle. Maglio Viola. Sbarca in Assemblea regionale siciliana la mozione di sfiducia al governo della regione da parte del fronte delle opposizioni. Nel pomeriggio PD, 5 Stelle e Controcorrente avranno a disposizione 3 ore per illustrare i motivi per cui chiedono al Parlamento siciliano un voto che mandi a casa questa maggioranza e avvii il percorso per le elezioni anticipate. Una mozione in realtà senza possibilità di riuscita, visto che può contare al massimo su 26 voti, ma per essere approvata ne servono almeno 10 in più. Si tratta comunque di un atto politico che consentirà una vetrina ai 12 motivi delle opposizioni espressi in 2 pagine e mezzo di documento. Nulla di nuovo in realtà, ma solo un elenco di fatti noti. Si parte dalla constatazione della politica delle plurime proposte di governo regionale respinte dall'Aula, ricordando i vari momenti di tensione emersi durante le occasioni di voto segreto, poi i presunti rapporti prioritari di Schifani intrattenuti con Lega e DC, l'assenza di riforme in 3 anni di governo, le condizioni della sanità, dalla mobilità passiva ai ritardi nell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, le liste d'attesa, lo scandalo referti istologici in ritardo a Trapani, per finire con le vicende giudiziarie, dall'assessorato al turismo fino alla sanità, passando dalle tangenti di cui è accusato il commercialista sciacchitano fino al sistema Cuffaro. Al termine degli interventi Schifani risponderà e dopo l'Aula si esprimerà con voto palese. Il risultato sembra scontato. La mozione verrà respinta con 44 no, a fronte di 26 sì, se in Aula saranno tutti presenti. Il segretario della CGIL Landini è a Palermo per ribadire le ragioni dello sciopero generale del 12 dicembre, occupazione e sanità soprattutto. In Sicilia bisogna investire sul lavoro, ha detto il leader della CGIL, Marco Gullà. In vista dello sciopero generale di giorno 12 dicembre, il leader della CGIL, Maurizio Landini, ha preso parte a Palermo a 3 assemblee nelle quali sono coinvolte 50 aziende e centinaia di lavoratori e lavoratrici per ribadire le ragioni dello sciopero generale indetto dalla CGIL contro una manovra ritenuta inadeguata e che non affronta i problemi delle persone. Problema lavoro che riguarda ovviamente anche la Sicilia. Come è noto, la Sicilia e il Mezzogiorno stanno pagando un prezzo ancora più ampio del resto del paese, ma credo che sia l'insieme del paese che sta pagando un prezzo pesantissimo, anche perché hanno cancellato la Fornero, nel senso che l'hanno peggiorata.
per cui non si va più in pensione, sta aumentando il numero di persone oltre 50 anni che è costretta a stare al lavoro e il livello di occupazione delle donne e dei giovani continua a essere molto basso, insisto. Il fenomeno di quasi 100.000 persone ogni anno, molto spesso laureate e diplomate, che se ne vanno, in un paese che tra l'altro sta invecchiando, indica che così non abbiamo futuro. E poi sanità, per Landini i tagli stanno compromettendo la salute di tanti italiani. I tagli che stanno facendo sulla sanità non sono accettabili. Siamo una manovra che in realtà indica nei prossimi anni come unica spesa pubblica quella delle armi, di un aumento delle spese in armi. Noi non siamo d'accordo e pensiamo che sia necessario investire sia sulla sanità pubblica, il che vuol dire fare assunzioni di medici, di infermieri, vuol dire investire sulla sanità nel territorio. Catania, dopo la maxi operazione in via Plebiscito, la Polizia Municipale ha elevato una raffica di contravvenzioni in corso Indipendenza. Street control in azione e multe a tappeto anche in via Vittorio Emanuele. Tonino De Mana. Multe a raffica, carro attrezzi, verbali per violazioni amministrative al codice della strada e per abusivismo commerciale. Dopo i controlli a tappeto in via Plebiscito effettuati la settimana scorsa, la Polizia Municipale di Catania ha preso di mira, questa volta, il trafficato corso Indipendenza, un'altra zona nevralgica, ma soprattutto un'altra zona dove predominano indisciplina ed anarchia. Di buon mattino l'offensiva, per molti versi simile all'operazione portata a termine in via Plebiscito, con una trentina di vigili impegnati a far rispettare le regole e quindi il codice della strada. Radicata e cattiva abitudine quella della sosta in doppia fila, nel caso che vi mostriamo in prossimità di una fermata AMTS, inevitabile la sanzione. Dopo una serie di verbali dove non sono mancati momenti di tensione, finalmente liberati anche gli stalli riservati ai portatori di handicap. Il numero elevato di agenti, mai visti così tanti da queste parti, ha suscitato curiosità dal basso e dall'alto. In tanti hanno assistito dai balconi chiedendo se fosse accaduto qualcosa di particolare. Stupore e posteggio senza assilli per questa automobilista munita di pass per disabili. Grazie oggi ai vigili urbani ho trovato il posto libero senza avere problemi. Lei ha un pass per disabili e trovare posto qua in Corso Indipendenza com'è? È un po' difficile, Perché? Perché le persone non capiscono chi ha problemi. Altri 60 verbali, questa volta utilizzando lo street control, sono stati elevati per parcheggio in sosta vietata o sui marciapiedi in via Plebiscito e in via Vittorio Emanuele. Messina, il Consorzio Autostradale Siciliane, il CAS, diventa un caso. Consulenze legali esterne pagate per 1 milione di euro, mentre scatta un pignoramento da oltre 12 milioni. Allarmati i sindacati che chiedono un incontro urgente al prefetto. Francesco Triolo. Un paradosso scoperchiato dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone è quello del Consorzio Autostrade Siciliane, che da un lato versa 1 milione di euro agli avvocati esterni per 63 consulenze legali e dall'altro si vede bloccati i conti dopo l'azione di una ditta, la Tosa Appalti, un pignoramento da 12 milioni e 300 mila euro per il mancato pagamento di lavori eseguiti, certificati e mai saldati per l'appalto di manutenzione della pavimentazione della A20 Messina-Palermo, aggiudicato nel novembre 2020. Un'azione che ha gelato l'ente, che a sua volta ha annunciato un esposto in procura con altre consulenze legali da pagare. La Tosa Appalti è chiara. Il collegio consultivo tecnico aveva emesso una pronuncia vincolante il 3 marzo 2025 ordinando il pagamento. Il CAS ha ignorato l'ordine per 10 mesi di silenzio che hanno portato al pignoramento. Da oltre 2 anni, scrive l'azienda in una nota, si attende il pagamento con gravi ripercussioni sulla continuità aziendale, sugli stipendi di oltre 50 lavoratori e sulla sostenibilità delle attività operative. Dopo mesi di silenzio e assenza di riscontri concreti, il pignoramento si è reso l'unico strumento per tutelare i diritti riconosciuti dalla legge. Sul fronte delle consulenze legali, invece, l'onorevole Calderone ha disegnato la curva di spesa dell'ente: 305.000 euro nel 2023, 341.000 nel 2024, ancora da quantificare nel 2025, ma con parcelle singole che toccano i 121.000 euro e i 102.000 euro. E sulla crisi del CAS i sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo tecnico urgente al prefetto di Messina. Stromboli, ferito gravemente a una gamba da uno dei caproni selvatici sull'isola,
è stato trasportato in motoape invece che in ambulanza. Era già capitato ad agosto al giornalista Francesco Viviano che si era rotto un femore. I particolari con Desiree Ferlito. Ferito gravemente a una gamba da un caprone selvatico, dopo le prime cure alla guardia medica di Stromboli viene trasportato in motoape. È la disavventura rocambolesca di un abitante dell'isola, percepito come una minaccia dall'animale in protezione dei suoi cuccioli. Una scena che ben rappresenta l'assurdità logistica con cui Stromboli convive. Il medico del presidio di continuità assistenziale è intervenuto rapidamente, ma la gravità della lesione ha imposto la richiesta dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente sulla terraferma. A quel punto si è presentato l'ostacolo. Per raggiungere l'elipista non è stato possibile utilizzare l'ambulanza dell'isola, perfettamente funzionante ma inutilizzata da mesi per mancanza di personale abilitato, dovuta alla chiusura del rapporto di collaborazione tra Croce Rossa e ASP. Da lì la scelta di ricorrere a una motoape logisticamente più adatta per l'occasione. Ma Stromboli non è affatto nuova a piani B di questo tipo. Era infatti già successa al giornalista Francesco Viviano. Dopo essersi rotto un femore era stato trasportato all'elisuperficie anche lui su una motoape. In quell'occasione era intervenuto anche il presidente della regione Schifani affinché fossero verificate le condizioni dei soccorsi nelle isole minori. Ma evidentemente nulla è cambiato. L'accaduto riaccende inoltre i riflettori sul proliferare delle capre, che tra Stromboli e Ginostra sono quasi 2000 e che, non trovando cibo sufficienti sulle montagne, si spingono nei centri abitati. Un intervento di eradicazione attuato a settembre ha consentito la cattura di circa 200 capi. Cambiamo argomento, cose più liete. Il 25 dicembre si avvicina e i bambini non aspettano ormai soltanto Babbo Natale. Da qualche tempo infatti è entrato nelle case italiane, dopo aver conquistato i social, anche un elfo, particolarmente monello. Eva Spampinato. Seduto sull'albero, in cucina dentro il frigo, arrotolato nella carta igienica oppure dentro il forno dopo un party a base di popcorn. Lui è l'elfo di Babbo Natale, un folletto birichino che ogni notte cambia posto e combina tante marachelle. Una tradizione che arriva dall'America, ha conquistato il web e poi ha invaso, è proprio il caso di dirlo, anche le case dei bimbi siciliani, con buona pace, tanta pazienza e quintali di fantasia delle mamme siciliane che devono organizzare ogni mattina le marachelle degli elfi. I bimbi non lo devono sapere. Assolutamente no, manteniamo questa magia, così come Babbo Natale. Siamo entrati in casa di mamma Adriana, che ogni giorno di dicembre si sveglia alle 6 del mattino per creare il set della marachella. L'elfo crea questa atmosfera speciale, però è impegnativo per noi genitori, che ogni giorno, magari anche la notte quando i bambini si addormentano o anche la mattina prima che si sveglino, dobbiamo pensare a cosa far fare al nostro elfo. Di giorno serve bambini per riferire direttamente a Santa Claus se si sono comportati bene, e per i piccoli come Babbo Natale anche lui esiste davvero. Si crea un mix di magia, gioco e sorpresa quotidiana. È un modo anche per stare insieme ai bimbi? Assolutamente sì, ed è molto divertente perché poi la mattina i bambini si svegliano super curiosi di vedere dove si è nascosto e che cosa ha combinato. E così, tra travestimenti e piccoli dispetti, anche in Sicilia dicembre diventa decisamente più movimentato. Un'idea super carina e anche veloce per noi mamme: dei piccoli marshmallow messi in un contenitore, lo immergiamo nei marshmallow come se si trovasse in una spa. Hai capito quante ne sanno? Facciamo una pausa e dopo, per il calcio, il Catania, che resta in vetta alla classifica dopo il posticipo tra Benevento e Salernitana. Vi aspetto. Calcio, già esaurita la disponibilità di biglietti per la curva nord del Mazzimino in vista della partita di venerdì contro il Crotone. Il Catania ci arriva con i galloni della capolista dopo la sconfitta della Salernitana a Benevento. Francesco Triolo.
La vittoria del Benevento sulla Salernitana lascia il Catania al primo posto in classifica in un turno che per i rossazzurri migliore non si poteva immaginare. 3 punti guadagnati sulla Salernitana e sul Cosenza, sconfitto a Foggia. E adesso per la squadra di Toscano c'è anche la possibilità di dare continuità, visto che nell'anticipo di venerdì sera al Massimino arriva il Crotone, mentre domenica il Benevento andrà a Cava, la Salernitana giocherà in casa col Trapani e il Cosenza riceverà il Picerno, non certo partite agevoli. E cresce l'attesa, tanto che la curva nord è già esaurita, mentre si registra una bassa disponibilità in curva sud e tribuna A inferiore, segnale che il Massimino potrebbe registrare una buona cornice di pubblico anche venerdì sera, seppure con l'incognita del meteo. Toscano, da parte sua, non ha grandi novità nei giocatori a disposizione. Ierardi, che ha finito di scontare la squalifica, è comunque indisponibile dopo l'operazione, e l'unico giocatore le cui condizioni sono da valutare è Donnarumma. Per il resto non ci sono al momento altre novità sui disponibili rispetto alla partita di Picerno. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Crotone, reduce dalla vittoria col Giuliano e che ha conquistato 7 punti nelle ultime 5 partite. I calabresi, trascinati da Guido Gomez, adesso vogliono accelerare per consolidarsi nella parte alta della classifica. Noi ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.